Padova. Zaia, misure scientificamente sproporzionate, chiediamo lo stralcio per il Veneto. Il mondo economico fortemente preoccupato di fronte alle misure inserite nel nuovo provvedimento. Non si possono scaricare sugli operatori certe responsabilità, dice il presidente di Asco di Confcommercio Treviso. Atmosfera sospesa in tutta la Marca, tangenziale di Treviso deserte, pochissime persone anche in ospedale al Cafoncello, dove il lavoro degli operatori continua senza sosta. Supermercati presi d'assalto nella prima mattinata di oggi, poi la situazione è andata normalizzandosi, centri commerciali chiusi, i primi effetti visibili del decreto del Premier Conte. La messa nella Basilica del Redentore a Venezia, trasmessa in diretta su Antenna 3 Rete Veneta, Monsignor Moraglia ha parlato della fragilità di fronte ad un male insidioso e invisibile. La politica con il ballottaggio in casa 5 Stelle per le regionali, meccanismo di democrazia, dice il senatore Girotto che difende la piattaforma Rousseau. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali, che di fatto è una continuazione della lunga edizione straordinaria iniziata questa mattina per aggiornarvi sull'emergenza coronavirus. Gli aggiornamenti sono arrivati pochi minuti fa, li avete sentiti se avete seguito la nostra diretta fino alla sua conclusione prima di questa edizione dal nostro vice direttore Ferdinando Avarino. Andiamo a rivederli insieme per chi si fosse collegato solo ora. Gli aggiornamenti appena arrivati dalla regione parlano di 686 casi in Veneto, 16 in più rispetto al bollettino di questa mattina. Provincia per provincia, Belluno 23 casi, quindi non ce ne sono stati di nuovi, 171 a Padova, anche questo nessun incremento rispetto a questa mattina, un caso in più a Rovigo che sale a 6 pazienti positivi, e poi Treviso con 126 casi, numero invariato, 132 a Venezia, 6 casi in più, 66 a Verona, 3 in più, 52 a Vicenza, 2 casi in più, e ancora 87 nel cluster di Vo, con 3 casi in più rispetto a stamattina. Per quanto riguarda i casi in qualche modo associati al cluster della Lombardia, 4 casi, 1 in più, invariati invece quelli con assegnazione in corso sono 19. Per quanto riguarda invece i degenti, le persone ricoverate, il numero è salito a 221 negli ospedali del Veneto, con 28 in più rispetto a questa mattina. In terapia intensiva 50 degenti, 3 in più, 29 invece le persone che sono state dimesse. Purtroppo c'è da registrare un nuovo decesso, salgono a 19 le persone che hanno perso la vita con il Covid-19. Intorno a questi termini si sta discutendo se si parla di persone che hanno perso la vita per il Covid-19 o perché con altre patologie aggravate dal Covid-19. Comunque 19 le persone che hanno perso la vita, una in più, si tratta di una persona che era ricoverata all'ospedale di Chioggia. A tenere banco oggi i dati sicuramente relativi ai nuovi contagi che hanno subito una forte, preoccupante impennata anche a livello nazionale, li ha appena forniti il capo della Protezione Civile Borrelli, ma sicuramente a far discutere, ad aver preoccupato, ad aver in qualche modo messo anche in confusione i cittadini di Treviso, Padova e Venezia soprattutto sono i contenuti del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri firmato questa notte dal Premier Conte, che di fatto crea una zona rossa, anche se il termine, ha detto il stesso Conte, è sbagliato. Comunque delle limitazioni, forti limitazioni per la Lombardia e 14 province italiane, appunto tra queste Padova, Treviso, Venezia, e oggi il Presidente Zaia ha espresso tutte le sue perplessità di fronte a questo provvedimento. Sentiamo le parole del Governatore. Troviamo sproporzionato, per usare un termine cortese, ma direi esagerato se non inopportuno, introdurre 3 province venete nella lista delle province rosse. Io ho inviato la lettera al Presidente del Consiglio dicendo al Presidente del Consiglio che noi chiediamo lo stralcio delle 3 province venete. Non è un atto di irresponsabilità, capiamo che ogni situazione è una storia a sé. Io spero che qualcuno a Roma si metta la mano sulla coscienza, perché o ci si fida di un comitato scientifico del governatore oppure non ci si fida. È un vero e proprio braccio di ferro quello che il governatore del Veneto Luca Zaia ha avviato nelle ultime ore con l'esecutivo nazionale, che di prima mattina, dopo una lunga notte, ha diramato il decreto con cui si chiude mezzo Veneto, in particolare le province di Treviso, Venezia, Padova, isolandole di fatto dal resto della regione. Con questo decreto ci ritroviamo ad avere una regione spaccata quasi a metà, 4 province da un lato che hanno l'articolo 2,
che hanno, diciamo, delle misure da adottare, secondo me sono misure serie che vanno adottate, e poi l'altra parte della regione con 3 province, Padova, Treviso e Venezia, che hanno la parte prima del decreto con misure ancora più severe. Un Veneto a metà ma soprattutto senza risposte, perché il decreto lascia molti punti in sospeso, soprattutto sul fronte degli spostamenti, non solo fuori le zone rosse ma anche al loro interno, imprese e associazioni di categoria nel caos, prefetture subissate di richieste dai sindaci, a loro volta interrogati dai cittadini, tante troppe le domande ancora in sospeso. Ma le merci possono circolare? Ma io devo andare a lavorare, ci posso andare? Ma devo andare a pranzo dai miei genitori oggi, posso trasferirmi oppure devo restare a casa? Ma lo posso fare solo se resto all'interno della mia provincia o posso passare anche il confine della provincia? Voi capite che questi sono i punti di debolezza di un decreto. A chiedere di stralciare le 3 province venete è stato anche il comitato scientifico dell'unità di crisi veneta, anche alla luce dei dati che arrivano dal cluster di Vo, dove l'Università di Padova sta concludendo analisi supplettive. E vi annuncio già che dai primi dati che mi ha comunicato questa notte il professor Crisanti, già dei 1000 tamponi analizzati, ne viene fuori il fatto che i dati dei positivi sono precipitati. Si passa dal 3% della fase 0 del 22 di febbraio, per 3% della popolazione positivi, allo 0,05 nei primi 1000 campioni analizzati. Resta un decreto immediatamente operativo, ma lo smarrimento è generalizzato. Questo decreto, per interpretarlo, minimo ha bisogno di una circolare attuativa. Cioè, così è difficile dare una risposta ai cittadini. Pensate sulla movimentazione. Posso muovermi all'interno della provincia per lavorare, ma se io lavoro fuori dalla provincia cosa accade? I cittadini si pongono questi interrogativi, se lo pone anche il mondo economico, incerto su quelli che sono esattamente i contenuti, le restrizioni previste dal provvedimento del governo. E dure le parole di Assindustria Veneto Centro per voce di Maria Cristina Piovesana e di Massimo Finco. Si legge in una nota inviata nel pomeriggio: abbiamo seguito dal principio con responsabilità ed equilibrio l'evolversi della situazione e raccomandato alle imprese di attenersi assolutamente alle misure. Anche se sulla base di altre informazioni disponibili il provvedimento sembra essere oggettivamente sproporzionato. Condividiamo l'esigenza prioritaria del contenimento dell'emergenza sanitaria, ma contestiamo duramente l'improvvisazione e l'imprudenza con cui ieri è stata gestita la definizione del decreto, con il rincorrersi di bozze e di indiscrezioni che hanno creato disinformazione. Continua la nota: questo governo ha dimostrato di essere inadeguato a gestire un'emergenza di questa portata e di non avere il profilo di autorevolezza indispensabile a garantire la tenuta del nostro Paese e la sua credibilità internazionale. Per il bene di tutti, si legge sempre nel comunicato di Assindustria Veneto Centro, il governo si dimetta, si dia spazio ad un governo istituzionale che si assuma la responsabilità di portare il Paese fuori da questa emergenza. Parole che sicuramente non mancheranno di far discutere. Intanto interviene anche il presidente di Ascom Marca Trevigiana, Federico Caprano, intervenuto questa mattina nel pomeriggio in diretta durante la nostra edizione straordinaria. Anche lui ha espresso le sue preoccupazioni per i contenuti e per le ripercussioni che si potranno avere a livello economico. Alcuni alberghi, quelli che avevano camere occupate, hanno visto tra le 11:30 e le 2 di questa notte un fuggi di ospiti in casa che avevano paura di non poter rientrare a casa propria. È evidente che c'è una situazione difficile da gestire, ma è evidente che ci vuole maggior chiarezza e maggiore attenzione ai tempi e ai modi, perché poi le persone reagiscono a questa poca chiarezza, a questi tempi e questi modi forse non corretti, con dei comportamenti che probabilmente non aiutano neanche a raggiungere l'obiettivo che abbiamo, che è quello di limitare al massimo questa diffusione di contagio. Noi stiamo agli ordini, disposizioni precise, indicazioni precise, noi operatori ci comportiamo di conseguenza, però non si può scaricare sugli operatori alcune responsabilità che a livello più alto politici e amministratori non si prendono e non sono in grado di prendere, perché alcune situazioni non sono gestibili dagli operatori
che sono chiamati oggi alle 18, per esempio, a capire se devono chiudere la cucina, se possono fare solo la cucina da sport, se non possono farla, perché un decreto emanato alle 2 di notte, oggi alle 17 deve ancora trovare delle attuazioni precise. Il Consiglio Comunale di Treviso, alla luce delle disposizioni urgenti contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, invita la cittadinanza ad osservare le misure con grande senso di responsabilità e a rispettare le norme precauzionali prescritte dal Ministero della Salute per contenere il contagio del Covid-19. Il sindaco Mario Conte, la Giunta e i membri del Consiglio Comunale resteranno a disposizione della cittadinanza per veicolare puntualmente tutte le informazioni utili alla corretta applicazione delle norme, cercando di chiarire ogni eventuale dubbio interpretativo. E i cittadini, di fronte a questa fuga di notizie di cui ha parlato anche il presidente di Ascom Capraro e che ha gettato nel panico sin da ieri sera i cittadini che non capivano che cosa sarebbe successo, questa mattina le scene viste nei supermercati parlavano di file di persone fuori dalle porte ancora chiuse, supermercati presi d'assalto e centri commerciali, come previsto dal decreto, chiusi nei giorni festivi. Borse e carrelli pieni, ressa alle casse sugli scaffali hanno contrassegnato l'apertura dei supermercati trevigiani in una domenica dall'atmosfera sospesa, poi a metà mattina la situazione è andata normalizzandosi. A tenere aperti i supermarket all'interno delle gallerie commerciali, da San Biagio a Conegliano, da Roncade a Castelfranco, Oderzo, Montebelluna, market aperti quindi, tutti gli altri negozi chiusi, così come disposto dal decreto, tante le persone e le famiglie che hanno fatto scorta più per precauzione che per psicosi. Non vorrei che ci fossero altre restrizioni, perché adesso con la zona rossa non so cosa succederà e quindi bisogna provvedere, insomma, alle necessità quotidiane. Abbiamo fatto un po' la spesa, che è un po' un'abitudine la domenica, e cerchiamo in un certo senso di stare al massimo delle norme della sicurezza. Di certo i nuovi provvedimenti del governo non erano attesi, perlomeno non così drastici, tante le perplessità anche se a prevalere è comunque la voglia di normalità. In realtà siamo andati a comprare un tramezzino, ma è tutto chiuso, quindi sì, capisco la paura, però la cosa secondo me è un po' esagerata. Hanno messo in piedi una psicosi, sembriamo in tempo di guerra. È normale che preoccupa chiunque un argomento riguardante la salute, perciò io cerco di condurre la mia vita come meglio posso e da buon disoccupato che sono ora, appunto, ho già delle difficoltà di mio a trovare lavoro, quindi le misure possono sembrare eccessive, anche no, però è giusto che la gente continui a fare la propria vita. Chiudere tutto è davvero una cosa forse anche troppo importante, anche per le aziende, per i negozi, per tutto, anche per le famiglie poi, perché gestire dei bambini in età in cui vanno a scuola è difficile. È un po' paurosa nei sensi del lavoro e dell'economia, e bisogna stare molto attenti e stare a casa. Siamo venuti un attimo per prendere le sigarette, però io non me lo aspettavo di vedere tutto chiuso così, sinceramente, non pensavo. E poi le parole di un edicolante raccolte questa mattina all'interno di una galleria commerciale della Marca Trevigiana. L'edicola tabaccheria è rimasta aperta nel centro commerciale vuoto accanto al negozio di alimentari. Da un lato c'è l'incertezza del momento, dall'altro la volontà di aderire comunque alle nuove regole. Stamattina c'è un po' di vacatio legis, nel senso che ancora non sono chiare le normative e noi stiamo per chiudere il negozio in quanto la galleria, come lei vede, è già chiusa. I autorizzati sono il supermercato, la parafarmacia e i servizi di edicola che abbiamo dato noi stamattina. Adesso fra qualche minuto chiuderemo anche noi e riapriremo domani nella giornata di lavoro ordinaria fino a venerdì. Dopodiché il prossimo weekend ci sarà comunque la chiusura totale del centro commerciale
il sabato e la domenica. Da commerciante sono abbastanza impegnative dal punto di vista commerciale e dal punto di vista del cittadino ovviamente non posso che appoggiarle, visto che tutti noi abbiamo famiglia, tutti noi viviamo in questa società. E come si stanno comportando i clienti? Mantengono le distanze di sicurezza? Diciamo a un 80% sì, un 20% dobbiamo intervenire noi cercando di sensibilizzare, appunto, di mantenere la distanza di sicurezza. E in tutta la Marca questa mattina si respirava un'atmosfera sospesa, tangenziale di Treviso deserta e pochissime persone anche in ospedale al Cafoncello, dove intanto il lavoro degli operatori continua senza sosta. Questa è la tangenziale di Treviso in direzione Castelfranco, pochissime le auto, sia in un verso che nell'altro, quando è quasi mezzogiorno. E questa è una delle cartoline dalla Marca nelle ore successive all'entrata in vigore delle nuove disposizioni del governo, situazione analoga all'esterno del Cafoncello, segno che l'appello dei sanitari a rispettare distanze e limitare le visite ai pazienti è stato rispettato. Chi entra lo fa con attenzione, in alcuni casi con tutti i dispositivi di protezione individuale, e non manca un mazzo di mimose nel giorno della festa della donna. La stiamo vivendo con le giuste misure di protezione, tranquillamente. Bisogna essere protetti in ogni caso e adottare le misure di sicurezza. E all'esterno dell'ospedale trevigiano restano a disposizione le tende allestite nei giorni scorsi dalla Protezione Civile, che dalle prossime ore saranno aperte per il pre-triage già annunciato dall'ULSS 2. In questo modo le persone che arriveranno al pronto soccorso autonomamente accederanno alle tende, dove sarà effettuata una prima verifica delle condizioni che permetterà di individuare per ciascuno di loro il percorso più opportuno. In tutti e 6 i pronto soccorso degli ULSS 2 sono già attivi percorsi differenziati per i pazienti con sospetta sintomatologia da coronavirus. Continuano inoltre le attività per riperire, come disposto dalle disposizioni regionali, posti aggiuntivi per il ricovero e l'isolamento dei possibili casi sospetti in vista del picco dell'epidemia. Come accaduto per il mercoledì delle Ceneri e per la prima domenica di Quaresima, anche questa mattina Antenna 3 Rete Veneta hanno trasmesso in diretta la messa dalla Basilica del Redentore di Venezia. Il patriarca Monsignor Moraglia ha parlato in qualche modo del coronavirus, anche se non l'ha mai nominato, ma dalle sue parole è emersa la fragilità di questi giorni. Signore, ascolta, Padre, perdona, fa che vediamo il tuo amore. Seconda domenica di Quaresima, una Quaresima anomala, l'ha definita il patriarca di Venezia, Monsignor Moraglia, durante la messa celebrata nella Basilica del Redentore, trasmessa in diretta da Antenna 3 Rete Veneta. Celebrazioni a porte chiuse, alla luce delle disposizioni per contenere il contagio da coronavirus. Non nomina mai il Covid-19 il patriarca, ma il virus che da settimane sta spaventando il mondo, nel corso dell'omelia di Monsignor Moraglia emerge, seppur sottovoce. Il pensiero va ai malati e ai loro familiari, a medici e infermieri, dice il patriarca, che parla del decreto che, spiega, rimanda per i cristiani al quinto comandamento. Non uccidere vuol dire anche tutela la tua vita e quella degli altri. Aiuta i più fragili. Ci siamo affidati alla tecnoscienza pensando di aver superato i nostri problemi, ma oggi ci riscopriamo fragili come i nostri antenati, ha proseguito Monsignor Moraglia. E la parola fragilità è tornata spesso durante l'omelia prima e poi nella preghiera al Santissimo Redentore. Rendici saggi e generosi nell'affrontare le sofferenze di un male insidioso e invisibile, che oggi le scienze mediche con le loro solo forze non riescono ancora a debellare. Illumina le menti e guida la ricerca. Al termine Monsignor Moraglia è uscito dalla Basilica per la benedizione alla città, come avviene ogni anno in occasione della festa del Redentore, la terza domenica di luglio, in una chiesa, in una città affollate di fedeli e che oggi appare incredibilmente vuota in una splendida giornata di sole che stride con il sentimento di preoccupazione e incertezza delle ultime ore.
Intanto in una domenica così particolare molti trevigiani non si sono persi d'animo e hanno trascorso una giornata all'aria aperta alla ricerca di un po' di normalità. È una domenica all'aria aperta, tra poche persone, cercando di evitare i centri commerciali e i luoghi dove c'è troppa aggregazione di persone. Per quel che mi riguarda è una domenica come le altre. Forse è una decisione che magari potevano prendere anche prima, credo, perché come il detto che quando scappano i buoi dopo si chiude la stalla, però purtroppo è una decisione che bisogna rispettare perché non è uno scherzo questo. Una passeggiata per stemperare dubbi e tensioni o semplicemente per uscire di casa coi bambini ormai in ferie forzate da settimane. C'è chi ha scelto di trascorrere la propria domenica coi cavalli, chi in bici o monopattino negli spazi del Sant'Artemio alle porte di Treviso. All'aria aperta e con un po' di sole i pensieri negativi si diradano e lasciano spazio anche a un pizzico di ironia. È giusto vivere comunque la giornata, la vita com'è, anche se ci dicono che siamo pericolosi. Credo che Treviso in questo momento non sia a rischio. Spero che insomma. Non solo famiglie ma anche tanti giovani studenti che si stanno abituando a nuove forme di apprendimento. Io studio a Milano al Politecnico, quindi sono fuori sede e adesso sono a casa da un po' perché naturalmente abbiamo iniziato le lezioni a didattica a distanza. Funzionano? Per ora sì, ci sono un po' di difficoltà come è normale, è una cosa nuova, però vanno per ora. Io studio a Padova, da domani iniziamo le lezioni a distanza, la situazione non è ancora chiara, speriamo che, non so, ci diano qualche informazione in più e che le lezioni funzionino perché non abbiamo ancora molte informazioni. Dall'altro lato, al Sant'Artemio ci sono gli insegnanti, la vita è cambiata anche per loro. Io insegno all'infanzia, perciò all'infanzia sì, questo problema non c'è. Come insegnanti ci siamo comunque magari attrezzate per registrare delle piccole storie da poi mettere sui social in modo che i bambini ci sentano insomma un po' vicini a loro, per avere un po' di contatto comunque con queste famiglie. E c'è chi si fa un giro per combattere lo stress lavorativo come quest'uomo, manager in una catena di supermercati. Io lavoro nell'ambiente dei supermercati, c'è l'affollamento della gente. Stamattina a San Donà su un negozio alimentare c'erano 60 persone fuori alle 8:30. Pensavi una roba del genere? Cioè i scaffali sono vuoti, Cioè, dopo la gente prende il panico. Secondo me dobbiamo vivere serenamente tranquilli, non stare un attimo a vivere tranquilli, non si può sempre stare là con sta ansia. È il momento di fermarci per qualche istante di pubblicità, tra poco. Di nuovo in diretta con il telegiornale di Antenna 3 per la provincia di Treviso. A 2 settimane dall'inizio dell'emergenza Covid-19 in Veneto siamo tornati nelle farmacie per vedere com'è la situazione. L'ansia c'è sempre da parte della gente, della popolazione, perché ovviamente i provvedimenti si susseguono anche da parte del governo, protrazione della chiusura delle scuole e quindi questo induce preoccupazione. Credo che anche la popolazione veda però come che le strutture sanitarie rispondano in maniera molto professionale. A 2 settimane da quando l'emergenza coronavirus è esplosa in Veneto, le preoccupazioni dei cittadini non si placano. Tra misure restrittive del governo, dati su nuovi contagi e consigli per limitare il più possibile il propagarsi dell'infezione. E così mascherine e gel disinfettanti per le mani continuano ad essere i prodotti maggiormente richiesti nelle farmacie e quelle attrezzate provvedono a realizzarli direttamente in casa. Questi giorni siamo impegnatissimi a produrre gel mani alcolici per la disinfezione e fare il nostro lavoro quotidiano. In queste giornate difficili per tutti arrivano poi richieste che in un clima di ansia e incertezza strappano un sorriso. Non ho ben capito l'uso di questi gelmani, ne voleva qualche litro per lavarsi anche a casa con questa cosa o forse farsi la doccia, non ho ben capito la cosa. Dopo abbiamo spiegato l'uso che ne bastano poche gocce e quindi è rientrata. Lasciamo quest'ampia pagina dedicata all'emergenza coronavirus, parliamo di politica delle regionali 2020 con il ballottaggio in casa 5 Stelle per le regionali, il meccanismo di democrazia, dice il senatore Girotto che poi difende la piattaforma Rousseau.
Quindi ancora una volta dimostriamo che i nostri candidati non sono decisi da segreterie di partito, i candidati sono decisi dal voto degli iscritti a Rousseau, quindi direi che non è la perfezione, perché non è la perfezione, però direi che è un passo avanti rispetto a dei nomi che vengono decisi da poche persone in un ufficio, in una segreteria di partito. Un meccanismo perfettibile, ma che ha comunque partorito una sfida chiara. Per questo il senatore Gianni Girotto difende la piattaforma Rousseau, spesso al centro di polemiche per la poca trasparenza dei suoi meccanismi. Sempre meglio a sentire Girotto delle segrete stanze di tanti altri movimenti e partiti. Da qui la benedizione al duello tra il consigliere regionale Erika Baldin e l'ex senatore Enrico Cappelletti. Risultati i due più votati, anche se molti tra i grillini speravano in una nomina secca che spegnesse sul nascere ogni ballottaggio interno, ma il regolamento parla chiaro. Perché era previsto che se qualcuno avesse preso il 50% più 1 dei voti sarebbe passato al primo turno. Nessuno dei candidati ha raggiunto questa soglia, quindi si fa il ballottaggio tra i primi due, niente di che. Ora il popolo grillino veneto attende la data del ballottaggio. Certo, l'emergenza coronavirus potrebbe farlo slittare, così come le stesse elezioni regionali. Direi che semplicemente è un proseguio coerente con la nostra modalità di fare e quindi di dare la parola agli attivisti, agli iscritti a Rousseau, che ancora una volta si sono espressi, hanno potuto votare liberamente. E al via la sperimentazione del diserbo delle mura di Treviso con i droni. Droni per eliminare le erbacce e le radici dalle mura cinquecentesche. È da tempo che l'amministrazione ci pensa, i tempi per la soluzione sono in arrivo, la delibera che avvia la fase sperimentale è stata firmata. Ogni angolo delle pareti delle mura che cingono la città verranno irrorate con sostanze non inquinanti o nocive, in grado di eliminare solo il verde, riducendo tempi e costi e salvaguardando al tempo stesso uno dei simboli di Treviso. Sostanze assolutamente ecocompatibili, perché noi abbiamo la caratteristica di essere una città d'acqua e quindi poi rischieremo di inquinare quello che sono le nostre acque, i nostri bellissimi fiumi, e quindi siamo attentissimi da questo punto di vista e come sempre siamo all'interno di un ecosistema importante che vogliamo preservare. Le fasi sperimentali saranno in 3 punti della città. Dal bastione ex Camuzzi, dal bastione San Paolo e dalla penisola del Paradiso, e sono 3 posizioni diverse perché vogliamo verificare l'utilizzo di questi droni in condizioni di ecosistema diverse, quindi a nord, a est e a ovest delle mura cittadine. Una volta verificato le quantità delle sostanze che dobbiamo utilizzare e il loro tempo di impiego e il riscontro in diverse posizioni, partiremo con una fase non più sperimentale ma di utilizzo continuo che ci porterà a riportare le nostre bellissime mura cittadine nelle loro condizioni originali. Siamo in chiusura, vi lascio le previsioni del tempo, ma gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus non terminano qui, perché subito dopo la sigla ci sarà un'altra edizione straordinaria insieme a Christian Arboit, che avrà in studio il sindaco di Treviso Mario Conte per aggiornare anche su eventuali chiarimenti avuti nell'incontro con il prefetto sull'attuazione di questo DPCM del Premier Conte. È tutto, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Super fresco a Ponte della Priula, negozio fuori dal coro. Super fresco a Ponte della Priula, qualità al giusto prezzo. Bentrovati al meteo. Un fronte perturbato si insinua sulle nostre regioni, determinando un inizio di settimana con tempo instabile. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto avremo molte nubi ovunque, al mattino solo qualche piovasco sparso, col passare delle ore invece piogge sempre più diffuse, ma entro la nottata il tempo migliorerà. Temperature in ulteriore calo, minime tra lo 0 e 4 gradi, massime invece tra 8 e 11 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui il cielo sarà nuvoloso con qualche precipitazione nel corso della giornata. Temperature minime tra 2 e 6 gradi, massime sugli 11 all'incirca. Non cambia la situazione anche sul Trentino Alto Adige, con cattivo tempo e con locali nevicate a bassa quota. Temperature minime fino a -1 grado, massime tra 8 e 10. Dal meteo di Antena 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.
Amaro Montegrappa, alcol da cereali con erbe ed estratti naturali. Amaro Montegrappa, chiedilo al tuo bar.